La giornata degli alpini entra nel vivo, tutto esaurito in città, attesi Mattarella e le frecce tricolori. Nella notte, a cavallo tra venerdì e sabato, 24 alpini sono stati portati in ospedale, 5 in condizioni critiche. Mentre in centro arrivano frotte di venditori ambulanti, gli alpini di San Michele all'Adige tentano l'impresa e cercano di arrivare a Trento in zattera. Il loro viaggio, però, dura poche centinaia di metri e si infrange contro un pilone. Tragico incidente sulla statale 47 della Valsugana, due scooteroni si incontrano frontalmente poco dopo il curvone tra il bivio Pertenna e il Faro. Muore un motociclista, in gravi condizioni l'altro pilota. Berlusconi torna candidabile e allora Michaela Biancofiore lancia l'idea: se Fugatti dovesse vincere le provinciali lascerebbe libero il collegio della Valsugana. L'ex cavaliere potrebbe proporsi per tornare alla Camera. Pesticidi per l'Ispra, il Trentino e il Veneto sono i peggiori. In provincia di Trento sono stati rilevati 9,3 kg di principi attivi per ettaro di superficie agricola utilizzata, la media nazionale che è del 4,9. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con Cafacli. Cafacli ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730.